Amici della Sardegna, vi portiamo in un luogo sensazionale. Siamo a pochi chilometri dal comune di Scano di Montiferro, in località Saserras, costituita da roccia basaltica. I nostri antenati costruirono una bellissima tomba di giganti orientata verosimilmente nord-est, anzi nord-ovest, sud-est. La tomba dei giganti, che come potete vedere non è messa benissimo, la maggior parte dei filari è spostata, il corpo tombale è sepolto, ma si può vedere che qualcosa rimane qui. Quello che però è di una bellezza inaudita di questo posto, che poi dà anche il nome alla tomba dei giganti, è la stele. Su grastro iscritto, il macigno scolpito di basalto rosso che fa paura da quanto è bello. Eccolo qua. Ora io cercherò di sollevare la luminosità perché sono contro luce. Ecco, vediamo se ci riesco. Vediamo un po'. Eccoci qua. Il macigno scolpito. Guardate che meraviglia questa cornice straordinaria. Molto probabilmente questa stele centinata aveva anche la parte superiore. E poi vi dico perché. Ma anche in basso, come potete vedere, guardate la meraviglia di questo arco che poi faceva la parte superiore all'ingresso, che vediamo qua. Ora io non so se questa traccia, che sembra proprio una tomba di giganti vista dall'alto, ma sto sbagliando, sto inventando. Su grastro iscritto, bellissimo basalto rosso, il dentello superiore che adesso vi faccio vedere. Ecco quello che ci fa presumere il fatto che ci doveva essere anche la parte superiore. Eccolo qua, io sto accarezzando il dentello superiore. E un particolare, che non so se sia di epoca recente oppure no, questo piccolo foro. Dove c'è dell'acqua, Dove c'è dell'acqua? Allora, tomba dei giganti su grastro iscritto. Vi abbiamo portato anche qui, una zona poco battuta, ma a noi ci piacciono molto di più queste. Ciao a tutti!